Ciao da Nicoletta e dal corso di Lugano all'Hotel Ceresio ti leggo la pillolina di riflessione della settimana. Carina perché parla di come superare lo scoraggiamento. Quante volte succede che non ci sentiamo utili alle persone e entriamo in dei momenti magari un po' di down. Pensate quante volte accade che qualcuno che smette di lavorare, va in pensione, si ammala e tutto ciò che non gli è successo in magari 40, 50, 60, 70 anni di vita arriva perché non ci si sente più utili. E la pillolina di oggi parla proprio di questo. La grande auto di lusso si fermò davanti alla piccola scrivania all'ingresso del cimitero e l'autista, in uniforme, si rivolse al custode. «Può seguirmi, per favore?» «La mia signora è malata e non può camminare», gli spiegò. «Potrebbe avere la bontà di venire a parlare con lei?» Una signora anziana, i cui occhi non potevano nascondere una profonda sofferenza, attendeva in macchina. «Sono la signora Adams», gli disse. «Negli ultimi 2 anni le ho inviato $5 alla settimana». «Ah, per i fiori», ricordò il custode. «Esattamente, affinché fossero collocati sulla tomba di mio figlio». «Oggi sono venuta», disse un po' costernata, «perché i medici mi hanno detto che non mi rimane molto da vivere. Quindi sono qui per un'ultima visita e per ringraziarla». Il custode ebbe un momento di entusiasmo, ma poi le disse con delicatezza: «Sa, mia signora, ho sempre rimpianto il fatto che continuasse a inviare i soldi per i fiori». «Perché?» domandò la signora. «È che, lo sa, signora, i fiori durano così poco tempo e alla fine qui quasi nessuno li vede». «Sa quello che sta dicendo?» ribatté la signora. «Sì, signora, faccio parte di un'associazione di volontariato e i membri visitano gli ospedali e le case di cura. Lì sì che mancano i fiori. I ricoverati potrebbero vederli, apprezzarne la loro bellezza e il loro profumo». La donna rimase in silenzio per alcuni istanti, poi, senza dire nulla, fece cenno al suo autista di partire. Mesi dopo il custode fu sorpreso da un'altra visita, doppiamente sorpreso. Questa volta era proprio la signora Adams che veniva a trovarlo, guidando lei stessa l'auto. «Ora io porto da sola i fiori ai malati», gli spiegò con un amabile sorriso. Aveva ragione, i malati si sentono felici e mi fanno sentire felice. I medici non riescono a capire il motivo della mia guarigione. Io lo so, ho trovato finalmente dei nuovi motivi per vivere. Non ho dimenticato mio figlio, al contrario, dono i fiori a nome suo e ciò mi dà forza. La signora Adams scoprì ciò che la maggior parte di noi dimentica: aiutando gli altri aiutiamo noi stessi. Certo, la scelta è sempre nostra. E nel leggerla sorridevo perché pensavo all'amore che io ho per quello che faccio, all'amore che ho per quello che ogni giorno mi succede. Perché succede? Perché quando ti senti utile, quando senti che stai contribuendo alla crescita delle persone, quando sai che comunque quello che fai lascia un segno, ti dà gioia, ti dà vitalità, ti dà pienezza. Cosa puoi fare tu per essere pieno? Cosa puoi fare per aiutare qualcuno? Cosa puoi fare per sentirti utile nelle piccole cose? Perché a volte basta veramente poco. E con l'augurio di trovare quel qualcosa che ti animi sempre di più e ancora di più. Alla prossima, ciao da Lugano, ciao ciao, ciao!